In Saierna la Dante Alighieri presente con la settimana culturale nel mondo. Oggi si premieranno alcuni autori di determinati testi in lingua siciliana, italiana e si presenterà anche un libro di un noto scrittore argentino. Sì, quindi per la settimana della lingua italiana nel mondo, questa ricorrenza abbastanza significativa, abbiamo voluto coinvolgere non solo un autore del nostro territorio, quindi il nostro Salvatore Indelicato col suo libro che oggi presentiamo, ma anche dare il giusto riconoscimento a coloro i quali hanno partecipato con le loro opere scritte, sia poesia che anche prosa, dare riconoscimenti a coloro i quali si sono classificati tra i primi 3 posti. Commissioni specifiche hanno esaminato i vari elaborati pervenuti e oggi c'è la consegna. Quello che ci fa piacere è che molti hanno partecipato fuori dalla Sicilia, quindi abbiamo da Savona, da Catanzaro e altri paesi della nostra Italia, quindi vuol dire che si interessano a scrivere. Oggi la nostra finalità principale è quella di mettere in evidenza la valenza che ha il libro. Il libro ha una grande valenza, sia come far conoscere la nostra lingua. Il libro ha una valenza enorme anche per trasmettere la nostra cultura, ma anche la nostra identità. Sono fermamente convinta che con la lingua scritta ha un ruolo fondamentale in tutti e in particolare anche nei giovani, perché spesse volte utilizzano altre forme di comunicazione, mentre sappiamo quanto incide anche nel pensiero logico, nella creatività stessa, la lettura di un libro, anche scrivere. Un importante appuntamento alla Biblioteca Lucchesiana, sempre punto di riferimento della cultura agrigentina e non solo. Punto di riferimento, ha detto bene, perché la Biblioteca Lucchesiana continua a svolgere questa funzione importante nella realtà locale, proprio per offrire a tutti momenti di riflessione, momenti di incontro, momenti di arricchimento. Come scriveva Lucchesi Palle nel regolamento, entra in questa biblioteca, non pagare nulla, esci più ricco e torna frequentemente. Quindi questi incontri servono per arricchire la persona, arricchire non di idee, non ecco, di semplici cose che rimangono nella mente, ma le idee devono essere occasione per poter formare la persona e incidere sul tessuto sociale. Ecco, tutte le iniziative culturali non devono essere mai finalizzate a se stesse, ma devono avere una finalità sociale, una finalità umana, spirituale e morale, cioè devono avere questo obiettivo di far crescere, far maturare, far evolvere la sensibilità della gente, perché diventi capace di comprendere l'ambiente, il contesto in cui opera, capire quali sono i freni, i mali che bloccano lo sviluppo e riuscire a trovare dei rimedi, altrimenti rimane una cosa, una conoscenza fine a se stessa. Ecco, per questo allora la biblioteca è sempre con le porte aperte per accogliere qualsiasi iniziativa di spessore come quella organizzata questa sera dalla società Dante Alighieri, durante la quale si presenta il libro Salvatore Indelicato, ora che sei qui, e poi verranno dati dei riconoscimenti a delle persone che si sono distinte per dei particolari meriti. Nell'ambito di questa iniziativa alla Biblioteca Lucchesiana anche la presentazione del tuo ultimo libro. Sì, ora che sei qui, è il mio ultimo romanzo dove racconto un altro segmento della vita di mio nonno, a cui ho dedicato anche gli altri 2 libri. È diciamo, un racconto molto interessante e particolare perché si svolge durante il periodo di guerra, quindi descrivo la guerra ad Agrigento, i bombardamenti, le fughe. Lui era al fronte a Gradisca di Sonzo, dove subisce un grave ferimento e quindi la moglie decide di andarlo a recuperare, vivo o morto. E porta con sé in questo viaggio avventuroso le 2 bambine, che erano già nate, erano già sposati, quindi
e racconto questo viaggio veramente che sembra, diciamo, tratto da un romanzo, non un film, ma è stata la realtà della vita che hanno vissuto.